Allora, ci troviamo alla Valle del Porco, all'ingresso della Valle del Porco. Come potete vedere la strada è abbastanza in pendenza, non lo so se dal video si capisce. È la prima volta che lo facciamo, quindi è tutta una scoperta. Ti immagini va a finire tipo Blair Witch Project? Cosa? Che c'è una strega nel bosco in mano. No, il legno ho dimenticato. Minchia là. A pigliare. Capì? Boh. Cavolo, era bello, era stato forgiato da 1000 anni di guerre e battaglie. E troveremo qualcuno. Questi ruderi. Mamma mia. Ah, quello la riconosco, l'ho vista nel video. Guarda. E si passa da qua? Sì. Figattala. E già qui in bici non è fattibile. No, completamente. Quindi questo è era un ponte. Poi è tutto crollato in pratica. Io penso questo fosse un ponte. Mi sarebbe tipo una casa, boh. Forte. Guardate qua. Ci sono delle scritte. Ah, sti pazzi. Ai. Ole. Allora, vediamo un attimo che cazzo. Sì, sembra proprio un ponte. O un muro. Ah Marco! La radio? La radio, vieni. Non si sa mai, capito? Allora, stop un attimo. Allora, ci siamo muniti di radio. Non si sa mai, dico, non dovrebbe essercene bisogno, però Marco, non vorrei dirti, ma stiamo registrando, quindi hai ragione, hai ragione. al massimo censuriamo. Stupendo. Allora, fino a sto pezzo, dici è fattibile. Sì, ma nel ponte manco Non so. per il ponte, che dovresti proprio abbassare. Sì. Minchia, qua non è niente. Minchia. Io sono limitato. Me lo devo comprare in effetti. Non per i selfie, ma per queste cose. Io ho foto la confezione quella che ho comprato lì. Quanto fa tutto il kit? 25. Mamma mia. Allora, guardate che spettacolo. Wow. Stupendo. Siamo praticamente in questa insenatura. E questa è la Valle del Porco. Ragazzi, bellissimo. Qua in bici Mamma mia che bello. credo veramente che sono punti dove però vedi già, Vediamo tutte le incisioni su quest'albero. Carolina del 2001.
Mamma mia, chissà quante volte fu tagliozzato. Anche se le bici che abbiamo noi Ce la fanno. Certo non agevolmente, però ce la si fa. quindi che per adesso il punto del ponticello là che chiude. Quello è proprio impossibile. Sì, vabbè, fino a qua si può fare. Sì, volendo sì. Ancora non ci sono così. Però si muore. È troppo stretto alcuni pezzi, con i manubri nostri noi non passiamo. Tipo qua. Poi potremmo farlo piano piano, attenti, però. Cioè non sarebbe un... No, molto tecnico. Sì. Cioè ti fermi spesso. Esempio, già qua. Cerco come fai questo? Vai a destra o a sinistra? Non lo so. Da questa parte. Io vado a destra. Vediamo. Minchia, ho toccato delle spine ma appezzavo tutte. Ma si uniscono, compa. No, da me è bloccato. Aspetta. Ma va a arrampicare. Il mio pure si è arrampicato. E già non si può fare più. No, infatti. Peccato. Che sono appizzato tutte le spine della mano. Veramente dura, non è facilissimo da salire. Dico, non è facilissimo da salire. Ora capisco perché era considerato difficile, non medio. È dura anche più di tutti gli altri sentieri. Tipo la Rufuliata, quanto c'era scritto? 1,8, cioè vabbè, 0,8. 0,8 livello medio, chilometri. Questo era 1,6 km. La strada c'è 2 ore e mezza dava di cammino, compa. Quindi prima o poi ci dobbiamo fermare. Ah, sti cazzi. Cazzo ci fa una rivista qua? Una rivista qua? Non finiamo sempre. Ma come minchia c'è finito? Un ombrello. Questo è lo schifo delle persone. Mi sa che c'è la strega, compa. La strega? Sì. Quella di Blair Witch. Vabbè, io sono un fiscio rodaio. La strega di Blair. Invece c'è il coltello di Bear Grylls. Sì, ti difende dalle cose demoniache. Guardate. Spettacolo. A volte
canali non se ne prendono altri canali con le radiolini. Sì, E parlerei con qualcuno. e deve avere la tua stessa radio. Poi c'è il canale di emergenza, mi sembra lo 0, non mi ricordo, l'avevo letto all'inizio. Mamma mia. Cosa? Uno e due, wow. Sciocchevole. Mamma mia che grande. Sembra tipo la montagna di Jurassic Park. Na 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 na. Guarda quell'albero là sopra. Stranissimo. Cioè è cresciuto nel strapiombo. È una bella tosta. Sì, sì. E qua gli escursionisti si divertono. Sì, è bello, vero. No, vediamo se... Un po' pettegno. Toppettino. Vediamo Marco che si allavanca dalla valle del porco. E poi? Sì, sì, tranquillo. Tesoro dei Caraibi. Monete d'oro. Ma sai quanto hanno percorso sto coso? No, già abbiamo avuto come faceva. Ho detto che minchia solo. Merda di auto. Water retro up. E dico perché dobbiamo lasciare la Sicilia? Che è bellissima. Perché? Già. Perché ci sta questa moneta? Siamo tutti mare, montagna. Minchia. Oh, dai, ecco. Cosa? Wow. Ma non la piglia. 1933. Aiello. Ma sti cazzi. Cioè, prima la guerra. Sì. Ah, c'è un tempietto. Proprio dentro. Buccar dentro. E poi bucca! C'è nisciù. Allora, guardate qua. Aiello 1933. Questo? No, non ho capito. Santificate? Su questo balce. Su queste balle gantica. Non si capisce un cazzo. Dall'orne della Santa Vergine. Tramandi. Boh, non lo capisco. Minchia, sta cosa è mezzo caduto, no? Adesso ancora. Si tiene per miracolo. Usciamo. Aspetta, non mi riprende. No, non ho capito, ma che ora? Di qua? No, che lo sei là. Mamma mia. Da dove dici? Ah no, è impossibile alla fine. Sì, verso la fine qualcosina si può fare, ma dalla cima è impossibile. Minchia, c'è praticamente seccare qua. Guardate qui, l'erba è foltissima. Ai porca troia, sono tutte piante con le spine. Abbiamo perso Marco.
Sì, a posto. Oh, Monese. Già, cavolo. Bello sto posto. Minchia, è stupendo. Ho la batteria. Io ne ho 2 tacchi. Tu dici la batteria della telecamera? Eh sì, però aspetta che è in pendenza. La mia ancora è a 3. Ragazzi, veramente tosto. Cioè, ai porca troia, qualsiasi cosa tocco a spina. Minchia. Guardate quanto c'è da scavalcare, signori. Ma sti cazzi. Ci proveremo con la radio e la telecamera in mano. Ok. Che ma è stupendo. Sì. Ragazzi, lo so che il video durerà l'ira di Cristo, però io lo carico intero. Cioè, fino a quando c'è batteria io giro, e fino a quando c'è memoria. Costa di metterci 5 ore per riupparlo su YouTube. Sei un coglione. Forte quindi. Adesso data. Riprendendo però metto muto poi. No, che cazzo fai? Oh, quando ci fermiamo 5 minuti. Minchia, sto morendo. Dici? Riprendiamo dopo, dai. Sì. Ascoltate il silenzio che c'è in questa valle. Riprendiamo.
Gli ho attivato lo stabilizzatore, dovrebbe vedersi un po' meno smosso. Ci sono dei sentieri? No, da qua no. Minchia. Vedi che può essere, eh? Tu che vedi? Aspetta, controllo da qua. Ah, da qua, compà. Sì. Che minchia che si muove? C'è una cosa che si muove. Cos'è? La lucerta. Oh, ma io sento qua. Oh, certo. Ai. Minchia, mi scantava. Era un uccello enorme. Sentito? Cioè, è bellissimo, oh. Nemmeno sembra Palermo. Incredibile. Ancora manco. Ah no. Già siamo a 50 minuti di video. E poi ci stava una bella cascata. Minchia, era. E secondo me c'era un po' sta sensazione. Forse una tipo in muschia, vedi? Sì, sì. Secondo me qua scendeva acqua o scende quando piove assai. Vabbè. Vedi com'è? Sembra proprio il letto di qualcosa. Di un fiume. Le farfallettine, miau. Porca troia. Minchia salita. Mi sa che questa è la parte finale, compà. Già, però se senza acqua ora in estate casa asciuga completamente. Io immaginavo fosse Ah, proprio vedi? pieno. Questo dicevo io. Nel 1959 George Evelyn Hutchinson, in visita a Palermo, studiò e poi divulgò la biodiversità di questo gorgo di Santa Rosalia, oggi universalmente conosciuto. 5 febbraio 2017, in occasione della giornata mondiale delle zone umide.
Anzi, è recente hanno messo. Sì, sì. È stata... Mi sa quando hanno cominciato a aggiustare il sentiero. Bene, da Monte Pellegrino è tutto. Ciao a tutti. Esatto.